Bolosalo nasce da un'amicizia con un ragazzo senegalese che vive in Italia da 10 anni, Geli Diabate, che è un artista. Lui un amore immenso per la sua terra, noi associazione di professionisti con il desiderio di trasferire le nostre conoscenze a chi ne ha di bisogno. Ci siamo incrociati e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto nella sua. Riteniamo, siamo ingegneri, architetti, agronomi, anche docenti universitari, psicologi. Riteniamo che la conoscenza è tale quando viene data, viene messa a disposizione di chi ne ha bisogno, quindi il nostro è un desiderio oltre che professionale, anche se poi siamo tutti volontari, anche che è una conseguenza anche del nostro abuso in termini di inquinamento. Ha determinato gravissime condizioni in tutto il Sahel, con più di 1 milione di morti, persone in carestia, perché chiaramente determina una perdita delle risorse. E nelle regioni in cui interveniamo la siccità ha determinato un fenomeno particolare che dà condizioni di malnutrizione, malattia e povertà a 80.000 persone. Sì, il premio Lorenzini è stato un riconoscimento molto gradito perché Giovanni Lorenzini è stato un volontario che circa 10 anni fa, per 10 anni è stato impegnato in Africa, in Asia, in progetti umanitari ed è un esempio nel mondo del volontariato, quindi ricevere questo premio dell'Associazione Lorenzini è stato veramente simbolicamente qualcosa di molto importante per noi. Noi siamo attivi nell'attività di sensibilizzazione e fundraising attraverso vari eventi di vario tipo. Ne abbiamo fatti concerti musicali, concorsi d'arte, seminari. Adesso abbiamo puntato sullo sport perché lo sport è per antonomasia promuove i valori di interculturalità, fratellanza, amicizia. Quindi lo sport può diventare un luogo di incontro e di integrazione e quindi questo torneo di calcio a 7 diventa proprio questo, tanto che partecipano squadre del Caradimineo, squadre della comunità senegalese o una squadra spagnola, quindi diventa veramente un luogo di socialità e di amicizia.